civili e militari, signori ospiti, buongiorno. Oggi, 11 novembre, commemoriamo presso il Museo Storico Militare di Lotto i caduti in tutte le missioni nei teatri operativi in occasione del 15° anniversario della strage di Messina. Qualche cenno sul luogo dove ci troviamo. Cos'è il Museo Storico Militare di Lotto? È un luogo dove si respira storia. È ciò che si prova quando si varca la soglia di questa struttura, pensata, realizzata e condotta da Franco. Il Museo Storico Militare viene costituito nel 2012, nel febbraio 2013 il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali in Venezia dà il riconoscimento di museo. Nel giugno del 2014 viene inserito nella rete dei musei della Grande Guerra del Veneto. Nell'agosto 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche sugli odi della Grande Guerra locale, mirate alla scoperta del nostro territorio e alla conoscenza di questi importanti avvenimenti storici, riconoscendolo anche quale museo regionale. È giusto sottolineare che in molti casi si tratta di pezzi, se non proprio unici, comunque rari. In alcuni casi si tratta di veri e propri cimeli di grande suggestione, reperiti con grande pazienza e con donazioni. Il museo conserva inoltre varie testimonianze di vita quotidiana, riviste d'epoca, lettere, documenti e oggetti utilizzati sia nella vita civile quanto in quella militare. Presso il museo vi è una sala conferenze e ieri è stato presentato il libro scritto dal generale Luigi Scollo sulla battaglia dei ponti, libro che, per chi è interessato, è reperibile al termine della cerimonia. Prenderanno gli onori un picchetto dell'11° reggimento. Sono presenti i labari e le bandiere delle associazioni combattentistiche ed armi. Prendono posto i gonfaloni del comune di Jesolo e San Fiore. Pacchetto a te. Pacchetto riposo. Prende il posto il rappresentante delle forze armate, il comandante del 51° stormo di Strana, colonnello pilota Massimiliano Pasqua. Pacchetto a te. Riposo. Si procede con la cerimonia dell'alza bandiera. Pacchetto a te. Presenta. Urra! Alza bandiera.
Dar. Riposo. Nel 15° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio ai caduti di tutte le missioni internazionali. Attento. Presentato. Ar. Urra! Fianco. Dar. Riposo. Ricordiamo i caduti di questa commemorazione. Detto. Attento. I carabinieri: Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Orazio Majorana, Ivan Itti, Domenico Intralaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Turgoni. Esercito: Massimo Ficucello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro, Pietro Petrucci. Civili: Marco Becci, Stefano Rolla. Detto. Riposo. Detto. Attento. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice, col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia e nel mondo suscita in ognuno di noi l'entusiasmo
di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Viene letto il messaggio di saluto pervenuto dalla Presidenza della Repubblica. Detto attento. Gentile Cavaliere di Gran Croce Vidotto, mi riferisco alla sua lettera dell'11 settembre scorso, indirizzata al signor Presidente della Repubblica e relativa alla cerimonia commemorativa dei caduti militari civili nelle missioni internazionali per la pace, che si terrà presso il Museo Storico Militare e Culturale di Jesolo prossimo 11 novembre. Al riguardo il Capo dello Stato mi ha incaricato di manifestare il suo apprezzamento per l'atto valore morale dell'iniziativa, che meritoriamente perpetua la memoria di quanti hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, per la stabilizzazione delle aree di crisi ed il soccorso a popolazioni sofferenti. L'importante commemorazione del 15° anniversario della strage di Nassiriya costituisce un prezioso insegnamento per le giovani generazioni affinché promuovano con sempre maggior convinzione i valori della pace, della libertà e della dignità della persona umana. Giunga a lei e a tutti gli intervenuti alla Casa del Bersagliere l'augurio per il pieno successo della celebrazione, unitamente al mio più cordiale saluto, l'assistente militare per l'esercito. Detto riposo. Prende la parola in rappresentanza del sindaco, il vice sindaco di Jesolo, professor Roberto Rugolotto. Grazie, benvenuti a tutti, autorità civili, militari e a quanti ancora una volta quest'anno abbiamo raggiunto questo lembo di terra jesolana. Lo dicevamo e lo dicevano chi mi ha preceduto, che questo è un luogo, oserei dire, di pellegrinaggio. Pellegrinaggio significa raggiungere un luogo per una ragione ben precisa, per un'aspirazione, per un desiderio, per fare anche una riflessione sulla propria vita, sulle proprie gioie e sulle proprie dolori. Ecco, noi raggiungiamo questo luogo in pellegrinaggio ogni anno, per il 15° anno in ricordo dei martiri di Nassiriya. Permettetemi di usare il motto dei Carabinieri, assieme a quello del Quis Ultra dell'11°, il motto dei Carabinieri nei secoli fedeli. In questo motto sono racchiuse due categorie. La categoria del tempo nei secoli, che dà questa indicazione di continuità, sì del tempo che passa, ma anche e soprattutto del tempo vissuto nelle nostre terre, in terre lontane, come avevano e dove erano stati accolti e poi hanno perso la vita gli uomini che abbiamo ricordato quel nome e cognome. L'altra categoria è più personale, è quella della fedeltà. È una categoria che all'uomo costa a volte, propone dei sacrifici, propone dei compiti ben precisi, che è quella di non rinnegare, che è proprio l'antitesi dell'essere fedeli, di non rinnegare che cosa? Di non rinnegare i valori che anche oggi siamo qui a ricordare. Valori che sono espressi attraverso dei simboli, la bandiera che abbiamo issato, che l'abbiamo elevata perché sia visibile a noi e a tutti gli altri, c'è un punto di riferimento. Le persone in armi, gli uomini e le donne in armi, che sono simbolo di questa nostra patria che
vuole essere presenti in maniera positiva, in maniera propositiva in tutte le parti della nostra amata terra. Ma è anche un impegno la fedeltà, e l'impegno credo che noi dobbiamo raccogliere, che dobbiamo far nostro, viverlo dentro e quindi trasmetterlo, è proprio quello di non rinunciare a questi valori, di farli motivo della nostra vita quotidiana, nostra e dei nostri piccoli. Ho studiato 2 parole con il nostro amico che ha le ambizioni di essere un elicotterista, vero? Con questa aspirazione, questo bene alla vita, poi la vita dirà come, cosa e con quale ruolo noi saremo presenti nella comunità. Però ecco, questa tensione, e qui ritorno alla categoria del tempo, a ciò che verrà oggi, domani, dopodomani, e quello che domani e dopodomani sarà trasmesso, ricevuto e trasmesso dalle nuove generazioni, come si ama sempre dire. Però ecco, io credo che le occasioni come questa, e ringrazio il Cavalier Vidotto che ci dà ancora una volta e sempre questa opportunità, è quella di far proprio, di essere partecipi fino in fondo di questo tempo che viviamo e di questa fedeltà ai valori e all'impegno che ci assumiamo anche oggi, uscendo da questa cerimonia, che è quella di trasmettere, di farli vivere, di raccontare, di narrare sì le vicende storiche, ma anche le vicende di tutti i giorni, che sono vicende di buoni e sani rapporti che devono esistere tra noi popoli che abitiamo questa terra, queste particelle di terra d'Italia, ma che abitiamo la nostra nazione e il nostro mondo. Quindi davvero grazie a tutti per la vostra presenza e per la testimonianza che con la vostra presenza date oggi, che date tutti i giorni e che vorremmo anche noi continuare a dare. Davvero grazie. Grazie Vice Sindaco. Prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Sì, innanzitutto di me vorrei che il signor Capitano appunto dei Carabinieri dicesse lui appunto qualche militare. Grazie. Comandante della compagnia di San Donà, Capitano Russo. Grazie. Questa volta sono venuto preparato. Ho portato un piccolo discorso, grazie. In realtà io parlo per nome del comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, il quale mi ha delegato questo piccolo intervento, scusandosi di non poter essere presente per impegni istituzionali purtroppo. E ringrazio tutti coloro che sono presenti, autorità ospiti, autorità civili e militari, e io ho l'onore appunto di prendere la parola nella ricorrenza della giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ok. Il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita al servizio della patria e della causa della solidarietà internazionale. Militari civili impegnati nelle diverse aree in cui il proprio contributo per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e per la pacifica dei popoli. L'Italia ed il mondo intero guarda questi uomini con affetto, gratitudine e rispetto. Ma il nostro miglior modo di onorare la memoria di quanti hanno speso la loro esistenza sino all'estremo sacrificio è quello di continuare ad operare per il bene dei popoli oppressi, sia in patria che all'estero. Perché purtroppo oggi uomini di Stato continuano a morire nell'adempimento del loro dovere, tra il silenzio assordante delle istituzioni e, lasciatemi dire, a volte anche della stampa, uomini a cui ha dedicato un trafiletto su qualche quotidiano, uomini a cui probabilmente non verrà mai intitolata un'aula del Parlamento italiano, uomini che stavano svolgendo semplicemente il loro lavoro, che probabilmente sapevano a cosa andavano incontro e che in fondo
se la sono anche cercata. Quindi noi siamo qui a commemorare quegli uomini appunto a cui facevo riferimento, uomini i cui carnefici a volte sono nuovamente liberi di girare indisturbatamente e continuare a commettere le loro malefatte, uomini a cui verrà posta una medaglia al valore sulla bara e che rimarranno vivi solo nella memoria di coloro che li onoreranno e dei loro cari. E questi uomini appunto noi abbiamo il dovere di ricordare e commemorare, non delinquenti, non spacciatori né assassini, ma questi servi del popolo che quotidianamente con il nostro operato dobbiamo continuare ad onorare, sempre spinti da onestà, lealtà, altruismo e rettitudine, a favore dei più deboli e dei meritevoli, al fine di mantenere vivo il sacrificio di coloro che sono morti, affinché l'errore di pochi non infanga la memoria dei morti, la memoria dei 12 carabinieri, dei 5 militari dell'esercito italiano e dei 2 civili morti il 12 novembre del 2003 in Iraq, e di tutti quelli deceduti prima e di coloro che invece hanno perso la vita recentemente. E per ultimo, appunto, in ordine di tempo, vorrei ricordare il vice brigadiere Emanuele Reali, che era un militare, era un carabiniere della compagnia di Caserta, morto mentre inseguiva dei malviventi che poco prima avevano commesso un furto in un appartamento. Figlio di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna a cui mancherà come l'aria, padre di 2 bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno. È morto schiantato da un treno mentre inseguiva il quarto autore di un furto, l'ultimo ancora da arrestare. Emanuele Reali aveva 34 anni ed era giovane appunto quanto l'entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio lungo un binario scivoloso di una ferrovia. Ed era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere. Non avrà né strade né piazze Emanuele Reali, perché è solo l'ennesima vittima di una guerra combattuta tutti i giorni, quella silenziosa contro il crimine. E perché il suo nome a breve non lo ricorderà nessuno. Per noi però, Emanuele Reali, vice brigadiere dei Carabinieri, sarà per sempre un eroe. E anche se alcuni degli arrestati a poche ore dal misfatto sono tornati in libertà, e per qualcuno il suo sacrificio potrà sembrare vano, e per quanto qualcuno la prossima volta vorrebbe girarsi dall'altra parte invece di inseguire un delinquente per riportare la propria pelle a casa la sera, e per quanto da esseri umani potremmo comprendere un comportamento del genere, che non è un comportamento da vilo da codardo, bensì un comportamento audace e ragionato, sono sicuro che così mai sarà. Sono sicuro che nel lavoro di tutti i giorni rammenteremo la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento di quel dovere che tutti noi svolgiamo e continueremo a svolgere come abbiamo sempre fatto, fosse anche solo per riconoscenza di coloro che non ci sono più e dei loro cari familiari, che tra tutti portano il fardello più grande. Grazie. Ho ancora la parola? Ecco, scusatemi, avete visto la diretta. Innanzitutto mi dispiace per la nostra ragazza e facciamo gli auguri appunto, e cose come diceva il signor Capitano appunto possono succedere, succedono a noi appunto, ed è questa la nostra solidarietà e auguri che si riprenda subito. Innanzitutto un buongiorno a tutti quanti e un grazie della vostra prestigiosa presenza. Avevo preparato, sapete come sono fatto io, non trovo più le carte indubbiamente, ed è meglio che io spontaneamente sia così, anche se il mio cerimoniere, il maresciallo Miele, che ringrazio come insieme tutti quanti che vado a ringraziare, mi fanno segni, mi preparano cose come, ma purtroppo io sono un istintivo, sono un bersagliere fatto male così, ogni tanto do fastidio, ma pazienza, accettatemi anche oggi in questo per quello che sono. Che cosa ho detto appunto? Grazie a tutte queste fasce tricolori, perché voi sapete, oltre che la riverenza ai nostri palloni e a tutti coloro che hanno cercato di poterli portare giù, perché so che avrebbero avuto piacere, ma ci sono concomitanze di altre manifestazioni, vedi appunto Salgareda, vedi Musile, ma poi tutti quanti, pertanto dico che quelli che mancano sono presenti, ed ecco perché la mia, e parto dai signori rappresentanti delle nostre istituzioni che dico grazie, perché quando dico sempre questo, la vostra presenza c'è tutta, 90,
c'è tutto Pordenone, c'è tutto San Fior, c'è Fontanelle, c'è Cesalpo, perché appunto anche c'è Salgareda, la nostra con la mia isola, e avete fatto dei sacrifici per essere qua, e ringrazio certuni che so che hanno fatto dei salti mortali per portare. Però quello che voglio dire appunto, quando mi inorgoglisce, scusate ogni tanto l'italiano perché anche mi richiama, voi rappresentate le vostre città, qua c'è la città di Noventa, c'è la città di Salgareda, ed è questo che la presenza sacrificata voi la rendete a queste persone. Che credo e so che se lo fate col cuore, perché non lo fate per me, per noi, lo facciamo per loro, perché è inutile parlare ma se non testimoniamo. Allora per questo che dico grazie a tutte le amministrazioni che ho già in parte così detto rappresentati con il nostro comune di Jesolo, dal professor appunto vice sindaco Roberto Ruvolotto, dal professor Luciano Crepenedo di Usile, dal comune di Noventa col vice sindaco Nardese, e con il comune di Salgareda dall'assessore la nostra Carmela Pommerio, dal comune di San Fior l'assessore Luigi Tonetto, dal comune di Mestrino con il consigliere Antonio Lupatin, il quale è anche una medaglia d'oro per le vittime del terrorismo, che ringraziamo perché rappresenta anche questa diciamo categoria. Poi il comune di Porto Buffolele con l'assessore Marte De Martin, che anche lui è buon atleta ma ha fatto di tutto per esserci. Il comune di Pordenone con il consigliere Paolo Celante, di Fontanelle con il consigliere Migotto Raffaele, e di Cesalto con l'assessore Gabbana Fabio. Pertanto sì, ho detto il mio, e ringrazio tutti, anche coloro che non hanno potuto venire. Passando poi alle mie autorità, diciamo militari, ringrazio innanzitutto, e permettetemi di ringraziare il signor colonnello comandante dei Carabinieri, che ha fatto di tutto perché riuscisse nel migliore dei modi anche quest'anno la cerimonia. Non ha, come ha detto prima il signor capitano, e sapete che gli impegni possono avvenire, ma è presente anche lui qui con noi. Ma ringrazio il signor capitano per aver dato lo sforzo di avere, ecco qui, abbino anche questo. Lui lo sa quanto io sono un rompiscatole su questo, fatemi passare, ma non è che io così voglio, e so, è pesante avere i due in alta uniforme, ma è proprio il massimo di quello che io voglio attribuire e tributare ai nostri caduti. Perché, come ve l'ho sempre detto, è la bandiera che noi qui abbiamo. Non è che mi manchino i soldi, sì, mi mancano perché la mia amministrazione poche volte mi dà, speriamo che quest'anno mi dia una bandiera nuova, però sì, mi dà tutto. La bandiera che abbiamo sopra è quella bandiera che era a Nassiriya in quel momento, e sono orgoglioso di custodirla su donazione del reggimento, dell'11° reggimento Bersaglieri, perché rappresenta quel momento, rappresenta tutti. Ecco, questo è il valore anche di quella bandiera, e sotto quella bandiera ci sono i carabinieri. Lo ripeto sempre, per non sminuire tutte le altre forze dell'ordine, ma ho sempre detto, sotto la bandiera per me ci sono i carabinieri. Dai carabinieri poi siamo dai marinai, dai lagunari, dagli artiglieri, tutti quanti. Ecco, questo dall'aviazione appunto. E dico pertanto grazie comandante per lo sforzo, e ringrazio anche i suoi ragazzi appunto che si dedicano a sopportare anche questo che potrebbe essere in giornata. Poi prendendo sempre, ormai che siamo nell'ambito dell'arma fedele, i nostri corazzieri, che per mezzo appunto dell'amico Lino Marchesin, che è nostro, ma poi gli altri due friulani che riesco sempre a disturbare, a distogliere. Ma anche qua che cosa? C'è il Presidente della Repubblica, anche noi abbiamo i due corazzieri, loro hanno i due corazzieri che abbiamo dato il massimo dell'onore. Pertanto all'Arma vada il miglior ringraziamento per quello che voi fate sempre, questo unito a tutti gli altri comandanti di stazione che ho qui presente, che non nomino, e non offendetevi se non vado a nominarvi, appunto sapete che vi voglio bene e vi ringrazio tutti quanti. Per poi ringraziare il signor comandante del 50° Stormo, che è capitano pilota Pasqua, che appunto è colonnello pilota, che ci ha onorato della sua presenza. Il nostro maggiore Ruggero, scusate, l'ho detto prima, Ruggero per appunto il 5° Artiglieria Lanciamissili di Superga, il
il reggimento lagunare di Serenissima, rappresentata dal tenente Vincenzo Galitelli, poi la nostra capitaneria di porto, rappresentata dal comandante Luigi Tricarico, tenente di vascello Luigi Tricarico, e dal Simic di Motta di Livenza con nostra conoscenza, il maggiore Crisci, e l'11° reggimento rappresentato appunto dal capitano Lacorte, la polizia locale nostra di Jesolo con il commissario Angelo Fregonese, e il distaccamento appunto dei vigili del fuoco di Jesolo. Passati a questi, tutti voi associazioni che ogni giorno appunto siete sempre più numerosi, vedo il tributo appunto che diamo oltre ai nostri 19 al lagunare Matteo Vanzan, e quello per i nuovi che non conoscono e conoscono per la prima volta, a margine noi abbiamo messo il nome del lagunare Matteo Vanzan perché quando eressi quel monumento tanti erano stati ancora le nostre vittime, purtroppo in teatri appunto di pace, ma che in pace non erano. Allora lui vuole rappresentare tutti coloro che fino ad oggi periscono e sono feriti appunto per questo. Ecco, e allora dico grazie alla sensibilità del nostro consigliere nazionale appunto Mengo, e anche presidente di San Donà di Piave, per aver appunto fatto affluire appunto un bel numero appunto di lagunari che tributiamo questo, e poi a tutte le altre associazioni, non dimenticandone appunto nessuno. E alla fine voi sapete che io questo lo faccio con piacere, non è un sacrificio, ogni tanto ci sono delle amarezze. Ci sono delle amarezze appunto perché dico, ma perché non possiamo fare ed essere sempre di più? Però, e qui non mi dilungo, non entro in particolari, vi dico grazie appunto per quello che fate, che mi date sprone, che così ve lo dico sinceramente, voleva quasi essere, e di annunciarvi che oggi era l'ultima cerimonia che io facevo per la Seria, e invece no. Vi dirò che è uno sprone in più per continuare, perché anche se sono veramente amareggiato per certi comportamenti di talune persone invidiose nella vita, perché non sono altro che questo, poverini, diciamo che mancano loro ad essere qui, ma voi mi avete dato una forza ancora una volta in più, e 15 anni sono pochi, noi continueremo, voi so che mi darete una mano, pertanto questi non devono essere dimenticati. Io quando posso sono presente in qualsiasi parte dove mi chiamano, e come voi sarò qua. Ma però, ripeto, anche qui ci tenevo a dirlo. Anche questa è un'altra schiettezza di amicizia verso di voi, scusatemi di questi fatti, chiamiamoli personali, ma questo mi avete dato ancora una maggior forza di andare avanti. Ringrazio la presenza anche della medaglia d'argento al valor militare, la Lili Sartori, che è portatrice appunto di medaglia d'argento al valor militare appunto del papà, e pertanto a lei. Nella specie voglio qui ringraziare tutti coloro che nel mio reggimento sono presenti, e sono tanti, dai comandanti che ne ho tanti, dal generale Scollo, che era il comandante in quella missione, che ieri appunto, chi ha avuto la fortuna di sentirlo, ha ripercorso assieme ai suoi che erano qui presenti quei fatti nefasti appunto di Nassiriya, al generale Caruso, al generale Perrone, e al colonnello Di Miele, e a tutti i suoi sottufficiali di corpo, che non vi voglio stancare nel nominarli perché sono tantissimi qui presenti, e anche diciamo sì, al generale Guarisco, la mia ombra appunto, anche lui nostro comandante dell'11°, indubbiamente, ma ripeto a tutti, dai caporali ai soldati che sono presenti oggi e che erano là in missione in quel momento. Ho dimenticato qualcosa, credo di non annoiarvi, vi dico grazie appunto, e continuiamo in questo impegno, anche voi signori sindaci, voi amministratori e voi associazioni, con la lealtà di cui abbiamo noi dato appunto giuramento. Buona giornata a tutti quanti e arrivederci alla prossima occasione.
Ecco sì, mi annuncia appunto il presidente dei Lagunari di Jesolo che la ragazza, per tranquillizzarci, sta già meglio, è già stata visitata dall'intervento della nostra ambulanza arrivata con velocità e pertanto anche questo ci fa molto piacere. Lasciano il luogo della cerimonia i gonfaloni dei comuni di Jesolo e San Fiolo. Detto a te. A margine di questa manifestazione vogliamo far presente che presso lo Stadio Picchi sarà posizionata la bottiglia della solidarietà senza confini, di cui, come museo, siamo parte attiva come volontariato e come centro di raccolta e sostegno di questa iniziativa. L'Associazione Sorgente dei Sogni svolge l'attività di sostegno per il CRO di Aviano e la Via di Natale, a cui devolvono le offerte che raccolgono. A nome della direzione porgo un cordiale saluto di ringraziamento a tutti gli intervenuti, autorità civili e militari e alle associazioni d'arma e combattentistiche intervenute. Grazie e arrivederci. Viviana, sì, se avete ancora un attimo di pazienza, dato che siete stati molto bravi e vi ringrazio appunto della vostra cortesia, ecco, anche questo è un gesto che voi direte cosa c'entra, abbiamo fatto l'ufficialità ed è una cosa che noi ci teniamo a spezzettare, fare le cose come vanno fatte, non così chiamato alla buona, alla carlona, no. Allora alla fine di questo, cosa voglio dire in questo? Che noi, tutti noi, siamo per la solidarietà, ma la solidarietà concreta, la facciamo, la insegniamo e questo ne sono orgoglioso di aver fatto parte, di far parte, di essere anche qua un rompiscatole verso qualcuno che ti dice ma per il tappo, per questo e quell'altro. No, quando io conobbi e un giorno passavo per quel di San Donà e per quel di Pordenone di questa grande bottiglia, ma che cos'è sta roba? Però mi sono subito interessato che cosa serviva, perché ci sarà qualcosa quando si fa una cosa, ci sarà un motivo, sarà mica tutti, ed avevo capito a cosa serviva. E questo, per chi non lo sapesse ancora, indubbiamente è per il CRO di Aviano, serve per una ricerca, serve per farci star meglio noi e purtroppo quelli che già stanno male. Noi qui già abbiamo avuto proprio la fortuna e l'onore di ospitare il primo giorno che quella ricercatrice che è ancora al CRO di Aviano venne assunta dal nostro sodalizio, appunto dal nostro nosocomio. Pertanto nostra, voglio dire, gemma appunto per queste cose in Italia. E appunto poi si è allargata. E io la mia soddisfazione, a parte di conoscere tante persone come voi, tanti, quando sono stato orgoglioso che in quel di San Fioro appunto abbiamo visto la partecipazione di 45 sindaci, quando l'abbiamo fatta a Ponte di Piave che abbiamo riempito il ponte da una parte all'altra di fasce tricolori, di ragazzi, di gente, di associazioni, per che cosa? Per aiutare chi sta male. Ed ecco quello che volevo dire, che noi associazioni associazioni ci diamo da fare nel volontariato e questo è il volontariato che noi oggi siamo presenti. La bottiglia in questo momento, e adesso lascio un attimino la veloce parola alla Viviana, alla Presidente, che prego di venire qui. Sì, allora permettetemi una cosa, appunto, poiché già sono stati, e vi ringrazio, il picchetto, l'11° reggimento, suo trombettiere ufficiale, li lasciamo uscire dallo schieramento così anche loro, voi siete ufficiali, potete... Ecco, pertanto, cerimoniere.
Ecco, scusatemi, ma credo che sia giusto appunto attribuire. Sì, signor capitano. Lì. Grazie. Mentre i corazzieri li teniamo là. Buona giornata a tutti, grazie di cuore. Siamo di fronte a una giornata molto particolare. Io chiedo che ognuno di voi porti un pensiero al proprio papà e alla propria mamma. Se posso inviterei qua Franco Vidotto Cessaldo, la rappresentanza del comune di Cessaldo e di Fontanelle, e faremo una cosa proprio veloce e simbolica. Io pensavo di portare un sogno, che la grande bottiglia sarebbe stata a Jesolo. Prima mi è sfuggita una lacrima perché ho detto ufficialmente la grande bottiglia da metà di gennaio da Cessaldo passerà a Jesolo in forma ufficiale. Abbiamo una mamma in rappresentanza di Loredano, un'altra mamma che in questo momento è in viaggio, che ci sta donando un bottiglione. Attraverso questo momento ufficiale vorrei che cada donassi al comune di Fontanelle il grande bottiglione. E adesso vorrei anche una rappresentanza, aprire un applauso perché è un momento di gioia. Vieni fuori qua davanti a noi. Vorrei che in rappresentanza del Presidente dell'Associazione Paracadutisti abbiamo qui una testimonianza. Ci sono due papà, hanno detto che più grandi da parte di un genitore il proprio figlio. Questa grande bottiglia porta con sé la testimonianza di due bambine che oggi sono Stella, parlando di tutte, e di due papà che doneranno 2 tappi in onore dei bambini che sono lassù. Versando dentro i 2 tappi simbolici, io dico grazie a tutti voi che ci avete dato la vita, grazie ai Cavalieri Gran Croce Franco Vidotto che ci sta sostenendo da sempre, un abbraccio a tutti i bambini che lottano per la vita, per un sorriso. Grazie a voi per quello che fate. Grazie Viviana e grazie a voi di questa vostra cortesia di averci ancora, diciamo, accettato anche un fuori programma. Sì, vedete che io ho preso in contropiedi appunto anche all'amministrazione, ho protocollato la carta, però l'ho fatta signor vice sindaco e so che non vado a metterla in un posto, ossia andremo, avremo piacere e so che non siete contrari a questo nel piazzale, che ci sarà spazio non durante l'estate ma adesso. Mi sono permesso di dirlo anche così l'abbiamo così incastrato un po' volontariamente. Credo di fare le cose e so che lei ne sarà di nostra spalla su questo. Grazie. Ecco, adesso se voi vi accomodate, i miei collaboratori come solito vi offriranno qualcosa appunto di questa vostra gentile pazienza che avete avuto verso di me. Grazie.
Grazie.